E wagyu! Ciao, benvenuti e bentornati sul canale Super Allan. Siamo qui oggi con un nuovo video e come avete visto dal titolo e dalla miniatura non è un video come siete soliti vedere su questo canale. Prima di cominciare supportate questo contenuto con un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale per questi ed altri contenuti. Come vedete non sto neppure a casa mia, è una stanza, anzi un posto che conoscete bene, perché oggi starò con Andrea e con Mirko e ho deciso di fare uno scherzo a Simone Crispo. In pratica gli faremo credere che non sarà convocato da Federico Marconi per la YouTuber League e nello specifico per la partita Napoli-Milan, che sarà proprio la prossima partita che voi vedrete su YouTube di YouTuber League. Per rendere quanto più credibile possibile questo scherzo ho fatto ricorso ad un evento molto brutto che è successo proprio ultimamente, l'infortunio di Samuel, al quale chiaramente non solo io ma tutto il Napoli YouTube e un po' tutti i creator che conoscono Samuel gli facciamo un grossissimo in bocca al lupo e lo aspettiamo il prima possibile in campo. Quindi faremo in modo di far credere a Simone che, vista l'assenza di Samuel nel Milan, Federico ha pensato di togliere anche lui dal Napoli. Non so come la prenderà Simone, vediamo adesso con l'aiuto di Andrea e di Mirko di farlo venire qui e ci inventeremo qualsiasi cosa affinché possa crederci. Vediamo se può prima di tutto. Oh Simo, mi senti? Senti, ma tu dove stai ora? Senti, vabbè, è successa una cosa, ok? Te ne voglio parlare da vicino, te ne voglio parlare. Ma tu per caso riusciresti a passare a volo se stai col motorino? Sì. Sicuro? Cioè, quanto tempo ci metti più o meno? Perché stiamo preparando pure per la partita, capì? Ma ad arrivare? Sì, cioè nel senso, vabbè, dimmi tu quando puoi. Dai, io mo arrivo. Adesso ci Vabbè, una cosa importante, capì? Che è meglio che te la diciamo da vicino. Oddio, ma è successo qualcosa? Non è grave, però è importante. Che andrò, non devo preoccupare? Sì e no, cioè, capì? Se puoi venire un attimo. Vai, sto arrivando. Vabbè, un bacio, vedi niente. Ciao. Cioè è un attore nato incredibile. L'unica cosa non mi ridere. Non ha mai ridere. Ho paura. Possiamo per dire, mettere pure 3 telefoni. Mettiamo 3 telefoni di là. E lo diciamo, l'unica cosa non mi ridere, perché altrimenti è sgammatissimo. Va bene. Comunque io ho paura di me stesso perché io potrei ridere. Però vabbè, mi metto sul divano, non parlo proprio. Sai che puoi fare? Ti ricordi come fece J-Ax dallo scherzo di Fedez? Tipo ripetevo una cosa continuamente. Tipo puoi dire, tipo a me non mi sta buono sta cosa. Tipo continuare, e lo ripeti sempre. A me non mi sta buono sta cosa. Ok. Capì? In modo tale che quando tu intervieni dici sempre sta cosa, a me non mi sta buono sta cosa. Capì? Ci sta, no? Da meme. Vai, comunque andiamo a preparare tutto, c'è il telefono e tutto. Andrea sta in doccia e sta facendo la doccia, quindi mo che esce glielo diciamo pure a lui. Potrebbe uscire uno scherzo epico, come potrebbe pure non uscire niente. Cioè, dove le vuoi mettere? Allora, uno grandangolare, ovviamente non si devono vedere. No. Allora, uno grandangolare lo metterei qua, nel senso che prendo tutta la stanza. Ma qua dietro i panni? Sì, tipo, capì, appeso, cioè tipo così, per dirti, anche solo così. Vabbè, ora vediamo. Vai. Chi è? Ma già sta qua. Ma non apriamo subito, aspetta, non apriamo subito. No, mettiamolo già mettere. Una va bene là. No, qua va bene, qua è ottimo secondo me. Dietro ai panni, cioè lo devi andare proprio a cercare. Poi vediamo quest'altro telefono dove metterlo. Guarda le luci qua. Non so come si vede. Ma qua sotto mi? Ma è Troppo basso. Oppure qua dietro. Guarda qua. La sarebbe perfetto. Raga, amici, ce l'hai proprio di fronte. Non si vede. Appena entro. Metto una cosa avanti. Se no mi, qua dietro. No, ma sta benissimo qua. Andrea, io non parlo proprio. Infatti che questo non sta bene. Ma come sei fresca? Come stai? Sono ottime notizie. Bene. Vedi? Questa è una cosa. C'è un piccolo davanti con Federico. Marconi? Ha chiamato a Mirko prima, ha detto il fatto di Samuel, il fatto che ci sta Napoli Milan. Ha detto giustamente non riesce a trovare uno forte a loro. Ha detto sai, i tempi sono cortissimi. Ha detto dobbiamo togliere una a voi. Indovina. Togliere se non Simone, perché era. Togliere a me? No, lo vuole togliere te. Ha tolto te. Ha tolto proprio. Non ti volevo convocare. Senza. Io inizialmente ho detto vabbè Fede si può tornare, magari non lo so, sta Patrizio, sta Matthew, sta Di Mauro, stai tu, ok, ma per forza deve essere tolto Simone. Ha detto sì, vai, Senza c'è la squadra. l'unica cosa, capì, senza consultarci, cose direttamente. Infatti io ho detto Fede, non sono d'accordo. E tutto questo, sapete cosa è colpa di te? Di quest'uomo che mi ha fatto dire la Votte League è meglio della YouTuber League. no, non penso. Ma se non l'hai mai visto, è colpa mia. Se no non se l'hai mai visto a video. Ma che merda.
Oh, però sì, ci sta. No, non ci sta, Simone. No, Simone, Puoi togliere, perché non togliere Di Mauro? Smetti. No, io mi sono appiccicato. Più che altro perché lui ha detto direttamente tolgo Simone. Sì. Cioè senza dire chi vuole dire. Perché alla fine la sfida è quella, penso, Secondo me se è stato Mirko Mastro C, lui gliel'ha imboccato, secondo me, Che toglieva Simone, no? Non penso. chi ci fai te, Simone, scusa? Cioè tu sei perno, Non non sei sei lui. Ma tu sei perno, la vita dei dubbi dico, ok, manca Samu, non è che potevi mancare pure tu, ma prima che c'è zecca. Porca Allora troia. questa è una cazzata, cioè non è che manca uno, ne deve mancare un altro. Mi togliere qualcuno, ho detto Poi ragione. hai levato Samu da mezzo a campo, levi pure a me. Si schiatta, Simone. Hai levato Samu da mezzo a campo e poi ci levi pure a me. Che fai? Giochi a baseball, tra? Ragazzi, Mi spiccicata la lavoro. Però c'è appicicata la non ci volta. posso credere. Ma Simone, la cosa importante c'è, perché ha dato fuori a te, capito? ma come si fa? Cioè, ma capisci, poteva fare fuori tutti? No, a te proprio? Allora, no, seriamente parlando, su quello che mi sono appiccicato, diciamo, ho detto, bro, ok, ragioniamo su chi possiamo togliere, non dire già voglio togliere Simone. Hai detto no, la GT Fede, no, così non funziona così, cioè comunque oltre al danno della squadra ci fai anche un danno a te come immagine pure, capi che tu non partecipi, ok? E io gli ho detto, cosa gli ho detto? Gli ho detto, se Simone non viene, non lo faccio venire più. Poi ho detto, però non c'è alternativa. Cioè, l'unica cosa, cioè, però mi è scappata, nel senso che, capì, quel momento là di rabbia, capì, me... Poi magari scrivi che era un po' di rabbia, perché un po' ti dico ci può stare, però non è inutile che ci appiccichiamo una volta, stiamo alle sue regole. Ma come si fa? Ma stiamo alle sue regole e poi magari però la prossima volta ci vediamo Ma io non ti voglio fare venire, capì, cioè, se non ti vieni, io per me... Ma non dopo fare. Sì, ma per me... Quanto è? 4 secondi. Vai, vai. Raga, però ve lo dico, cioè se continuiamo così io non convoco neanche voi, Ma per me... Ma è incredibile. Vabbè, a me non è un problema. Ma No, ma a me, capisci? Cioè, che non... si perde tutto il senso proprio, Stai però. impazzendo. Vabbè, lo sai cos'è che, a parte mi sono Come incazzato, c'è il no? serino, va bene, però ho detto no, No, Fede, ma- ragioniamo, cioè non togliere già Simone. No, ma infatti mi sono incazzato, no? E io ho detto pure il fatto che se non lo fai venire mo, per me non viene più Simone. come chissà, no? Così qua esagerato. Però, sincero, Simone, se non ti... Cioè, mo, veramente... Però, cioè pure ho fatto Luca, ha fatto 6 gol, a me non mi fai qua. No, ma a parte questo, io dico, capire, mo la cosa importante è che secondo me deve essere così, Simone. Se non vieni mo, non ci presenti appunto la squadra Sì. e tu non vieni più. No, Cioè, ma se capi, non per me, se non anche ti per me, veramente... perché secondo me facciamo come dice Federico, io vengo sul campo e ci No, lamentiamo. ma infatti ha detto, Ci lamentiamo. magari me lo mettiamo vicino a Mirko a fare una... Ma Grazie, shit, grazie. Shit, grazie. Hai capito? Almeno viene, almeno uscì nel video. Mi piace. Dice, almeno uscì nel video, sto a far vedere. Ma come l'allenatore si chiama? Come si fa? No, ma è ridicolo, sta diventando ridicolo, Posso dire, secondo me, senza ci appiccichiamo, andiamo là, vengo pure io, sarà la community alla Ma infatti vuole chiamare uno al posto tuo, non è che... Vuole chiamare uno al posto Perché mio. dovevamo fare 10. Io comunque in generale lui, se per me, proprio personalmente, proprio perché ci sono stati anche passaggi per me, se lui non viene questa volta, io non davi proprio, cioè per me non davi proprio un po' cam, non davi proprio per la cosa che è successa, non davi proprio giù, perché cioè non ti puoi chiamare tutti quanti, proprio quello là più importante, capisci? No, lo richiamo. Comunque mi immagino tutto, ma No, non io non mi senza chiamo Simone. nessuno. Ma Io come non senza chiamo voi? nessuno, Cioè, voglio- già che non ci sta Mirko, cioè già perde Ma parecchio. sa qual è il fatto? Che se realmente non trovo uno forte come Samu ci sta che togli uno dalla squadra nostra, però già il fatto che lui mi ha chiamato e ha detto no, basta, deve essere così, io ho detto no, Fede, ragioniamo, mi ha detto no, deve essere così e basta. E ha detto, cioè, Fede, ma perché ti stai comportando così? Cioè, ma Ma sinceramente a te ti dispiace questa certo. cosa. Ma è normale, mi dispiace. Cioè, ti dispiace pure se non vieni più. Cioè, capito? Ma Ma perché mo io ho detto così, capito? Ma io non cambio idea, perché per me è così, cioè, Ma non come si esiste fa? un paese. Io sinceramente ripeto, se per me non vieni mo, per me non diventa proprio più. che significa? Ja, No, a parte io già io l'ho detto. Che ci faccio rispondere. Dice, ma troviamo una soluzione. Ma la soluzione non la trovano, che è la cosa bella da trovata. ma tutto lui a parte, capito? No, ma come si fa? Poi si lamenteranno, la community si lamenterà, secondo me. Ma sì, ma cioè, io il pezzo, il bomber si del... lamenterà la community, cioè stai sicuro che se noi facciamo la parte che va bene, siamo alle regole di Fede, ma tu lo dici magari l'intervista pre-cosa, dici... Logicamente. Ah?
praticamente. No, che tu dici tipo, guarda, noi visto quello che è successo l'anno scorso, tutti i casini che sono successi, ci siamo attenuti a stare alle cose che ha detto Federico, ovvero a levare Simone. Sapete quanto ci teniamo? Per me non devi giocare più. tipo, Per me non devi giocare più. No, Per me non devi giocare più. Ma perché non devi giocare più? Perché non esiste che non viene convocato. Io fa la parte perché sta. No, ma per me non devi proprio giocare più. Io non sono d'accordo su questa cosa, proprio zero. Cioè, perché non esiste. Per me a me non esiste che non giochi, capisci? Cioè, proprio tu, capisci? Non esiste proprio che non giochi. Fra, lo hanno prolungato 6 gol. Poi cazzo però effettivamente. Raga, prolungato 6 gol, come fai a giocare alla prima? No, in casa? no. Contro il Milan? No, ma frate, ma che? No, stesso in Zampa e Cup. No, raga, questa ne stavo aspettando, si è giocata dicendo ma per essere vicino all'allenatore. ma perché capisci? Ma poi, no, per qualcosa. Però possono superarla, ma non che non sa giocare a calcio, però dico che non c'è il personaggio improntato a giocare a calcio. Tu c'è il personaggio più a fare cose che a giocare a calcio. Io gioco a calcio, punto. Nella mia. Per me è nata qua più, proprio in generale. Per me è nata qua più. Non so manco a dire un personaggio che puoi mettere in panchina perché tengo quella faccia là verso. Per me ne qua più, amore. Ne qua più proprio. Non ne qua Ma più. perché non diciamo così ogni volta? Mo parliamo, ne parla pure con lui, ma non puoi arrivare già a una conclusione, no, basta, andiamo più. Ma che cazzo siamo? Ma che stiamo alla servitù sua, stiamo, non ci capito. Capito? Ma come uno fa a pensare? Ora non gioca lui, no? Ma chi ovvia attacco? Tu. Io era barzelletta. Serio, giochi tu. Ma cosa fa? Ma gioco io in realtà. Sono prende il posto di Simone Crispo. Yeah. Lo facevo 30 punti stamattina. C'è una cosa, proponiamo che gioco in attacco. Vai! Il ritorno! Cazzo di. Al posto di Simone. A parte che mi ha detto questo. Allora, se fa così, lo faccio giocare la prossima volta. Se si fa giocare a te al posto tuo. Comunque per me non di giocare più. Pensa che per uscirne puliti noi, poi ci vuole. Dobbiamo stare. Fammi presente, ci stiamo, però Andrea tu lo fai presente. No, All'inizio. lo fai presente 10 volte all'inizio, in modo che lo devi mettere. Sì, all'inizio. Dici, guardando l'anno scorso, guardando gli errori che abbiamo fatto l'anno scorso, l'appiccico e tutti i testa, la figura di abbiamo fatto avanti a tutti quanti. Noi siamo stati alle regole di Federico e non abbiamo messo in campo Crispo. Non so voi cosa ne pensate di questa cosa, perché non c'è Samuel, non ci sono io. Frate, vai più a palla al volo, frate, capi che dico? Cioè, levi Samuel, mi levi a me, frate, vai a finire, tutto è bene. Lascia stare Mecchio e cose, però i ragazzi si manterranno. I giustamente vogliono vedere una partita di calcio. Cioè, tu levi a me, frate, ma stai scherzando? Ma perché? Ma che ci facciamo che io gioco e lui va a fare l'allenatore? In panchina? No, ma tu facciamo una cosa del genere, però ho detto per uscirne proprio noi al più pulito possibile, lo facciamo così e facciamo presente alle telecamere questo fatto che per non fare gli stessi errori fatti l'anno scorso ci siamo messi, come ha detto Federico, capito? Però che sia una volta così. Però che comunque ci attacco, cioè se fossi pure senza di me diciamo non puoi giocare amico, hai fatto il posto che hai fatto, capisci? Cioè, non puoi muovere. Però se mi fa giocare a me, lui è in panchina del gioco. Cioè faccio giocare la prossima no, ma ci sta per giocare. No, ci sta per me che giocavi con S, cioè giusto, sì, tu vogliamo Andri. E poi scusa per sostituire a me chi chiamano. Cioè no, in generale. Aspetta che decide lui, capito? Non decidiamo più noi, capito? Ma parte sicuramente pure così. No, ma c'è pure appiccicata, siamo come cazzo dice sì, mo, capito? Ma siamo qua, non è quello il problema, a prescindere Ma cazzo non capisce per lui che ci sta là, cioè come si chiama Roma e dici contro di noi non può parlare di Sergio Cruz. No, infatti. Ma tutto il bene, ma che significa? Però a me non significa niente, cioè, a parte che tu di base non devi giocare perché hai fatto quel posto là, lascia stare, per me. Cioè, fai sempre la figura dell'incoerente poi così se giochi. Ma scusa, chi è che era fatto fuori dalla squadra nostra? Nessuno. Cioè erano tutti convocati? Sì, solo tu. Eh sì, e tu, no. Quanti ne siamo? Scusa, siamo un po' di più. Siamo 9, ne manca uno. Siamo 9, ne manca uno. Dobbiamo mettere Però, siamo 9. Non ci sta la trizia Siamo 9, quindi che fa? Togli a te e chiama uno scarso in attacco. Vorrei chiamare uno scarso. Però che capi che non c'è zicca niente con noi, capi che non conosciamo, che magari non mandano in tutti. Ha detto dobbiamo far giocare a mister. Ma come si fa? Però viene dall'infortunio e detto vai a giocare a mister, capito? Poi mi è venuto a me, Cioè, ma ti rendi ma conto? che mandò. viene il stoppellino. No, comunque per me evitiamo di No, creare casini. creare casini. Ma già che hai detto sto fatto, però non va bene. No, però così nel momento di così ci sta. Cioè Federico deve anche capire. Cioè Federico non è che dice una cosa, sì Fede scusa, veniamo a fare YouTube e grazie che c'è questa possibilità. No, fra, tu dici una cosa, si discute, poi facciamo come dici tu perché comunque è tuo, è forma, tutti resta presto. L'anno scorso è successo quello che è successo, però se uno ti dice, se uno si lamenta quando gli dice questa cosa si sta. Per me non deve andare più. Ecco qua. Sì, ma cazzo
No, ma vinci la Super League. Noi Per me, ma per Ma me quello è è una cosa bello. Cioè quest'anno poi tra l'altro, cioè comunque veramente sembra una barzelletta anche quest'anno che siamo fortissimi. esatto, non lo voglio dire, io mi gratto, però effettivamente ci hanno dato una bella squadra, effettivamente, Che forte. Per me non ne viene più. a livello Ma di... non che che significa non ne vieni più? Ma o più, Simo, capì? Per me non deve andare più. C'è anche non dava 6 gol. No, Simo, non deve andare più. Proprio per questo non deve andare più, perché sta avanti a Bologna, non lo può chiamare più. Senza il finale non mi convocato nuovo. Per questo non mi convocato proprio più, secondo me. Ma che palle, non so, ma che quando è la partita Dopo Madrid. Wow. Diciamo che... Scherzetto! Però che segno di maturità il là, Che ne pensi? Sì? Allora ragazzi. Ma no, però che uomo, che uomo. Mamma mia, mi fa capire quanto vedi cosa le mie risposte e tutto. Ci sta, no? Ci sta. Mirko no, non giochi più. Non gioca più. Mirko è entrato proprio nel personaggio del bambino. Ho iniziato a capirlo più o meno da quando mi ha detto vabbè giochiamo a posto suo. Ma Così a pure male. Federico quindi era d'accordo, cioè ha mandato la nota. Infatti, Andrea, E glielo mi ha detto Fe, mi mandi un attimo un vocale così. E me l'ha mandato subito. Video di Super Allan? sì. Diciamo che sei su scherzi a parte, vai Super Allan. Comunque Simo, possiamo ribadire un concetto. Quest'anno siamo i più forti? Sì. E la YouTuber League? È nostra. Ma no 100%, 300%. Quindi Federico non mi convocare, mi raccomando. Perfetto.